Abbiamo 82 persone che sono positive, ci sono 15 operatori tra questi e 2 persone sono ricoverate ma con sintomi diciamo non preoccupanti, come pure quelli che sono all'interno della casa di riposo hanno quelli malati, diciamo quelli che hanno sintomi, hanno della febbre leggera. La maggior parte, la stragrande quantità delle persone contagiate non ha nessun sintomo, è asintomatica. Questa è la situazione all'IPAB di Montecchio Maggiore, dove il focolaio Covid si è esteso e dove si conterebbe anche una vittima. Quando parliamo di una persona 95enne con pluripatologie, pacemaker, che ha contratto il Covid ed è deceduta, è difficile dire che è morta da Covid. Il virus non è mai andato via e forse l'illusione che ci eravamo fatti durante il periodo estivo che si fosse dileguato non è così, purtroppo. È riuscito ad entrare in una struttura che è particolarmente controllata. Ed infatti in primavera, con misure particolarmente restrittive, la Pieve orgogliosamente era passata indenne alla prima ondata della pandemia. L'esperienza maturata consente ora di gestire con competenza anche questa difficile situazione. Gestiamo possibilmente tutti qui perché gli anziani stanno bene, non è un dramma trasportarli in ospedale. È chiaro che se qualcuno si aggrava viene trasferito in ospedale perché alcuni farmaci vengono somministrati solo in ospedale. Al momento, come dico, siamo organizzati per tenerli qui. Mi sento di dire che abbiamo la situazione in mano. Preoccupato sì, però diciamo che le azioni che mettiamo in campo sono quelle di contenere il più possibile e vediamo che siamo supportati in maniera esemplare appunto dai tecnici, dall'USL, dai medici di base e quant'altro. Adesso c'è una rete veramente straordinaria